Robert Svogar ha accreditato del miglior tempo in virtù del 2.06.03 nuotato questa mattina, tutti vicinissimi però nelle qualificazioni. Svogar ottimo farfallista, è stato grazie ai 200 farfalla che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Ottimo farfallista che si prende un bel vantaggio, 26,21, tira lunga anche la fase di apnea nel dorso, subacquee favorevoli per Svogar, l'ottimo farfallista dunque si adopera anche in fase post virata per guadagnare qualche centimetro di vantaggio. In questo momento in seconda posizione Nimrod Hayet, l'israeliano, e dunque Slovenia-Israele nelle prime due posizioni, e poi Giovanni Coan per i colori azzurri del Nottoli Nuoto, in questo caso ha virato in terza posizione. Coan argento ai categoria, combattivo il ragazzo, bronzo nei 400 misti, sempre categoria oro nei 1500 stile libero. Siamo in attesa anche di Peron, ottimo stile liberista che ha notato 2.01.14 per vincere il bronzo ai giovanili di Riccione. Si riapre la gara con Nimrod Hayet che viene fuori, Svogar ancora leader ai 150 metri, Svogar, Hayet, Coan nell'ordine. Battute finali a stile libero con Robert Svogar che mantiene le distanze, o meglio mantiene a distanza Nimrod Hayet e va a prendersi la vittoria dei 200 misti. Robert Svogar 2.00.12, dovremo essere sotto il primato della manifestazione, 2.00.12, new meeting record. Robert Svogar, nuovo primato della manifestazione. È festa, ballano i pinguini del